Oggi mi sto proprio perdendo in un mare di ricordi, sì, perché sto sfogliando delle vecchie foto di famiglia che mi sono state richieste, pensate, da un parente perché ha iniziato una ricerca legata alla storia della nostra famiglia. E parlando di famiglie, pensate che proprio il 15 maggio ricorre la giornata internazionale della famiglia, un evento straordinario proprio creato nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E pensate quanto le famiglie in realtà hanno momenti per cui ritrovarsi, momenti per cui festeggiare, per cui momenti da condividere, momenti di convivialità, momenti di vacanza, e che sono momenti che un po' tutti noi abbiamo avuto durante la nostra esistenza, momenti legati quindi alla famiglia mia, alla famiglia di Alberto, ed è proprio sull'onda dei nostri ricordi personali che noi un po' anche abbiamo pensato a Valgrande, perché vediamo che qua tutte le famiglie che vi trascorrono trovano il modo di dividere momenti di libertà, momenti da trascorrere nel verde, momenti da dedicare alle vacanze e momenti da dedicare ai loro pranzi legati magari alle cerimonie. Quindi un bellissimo applauso alle famiglie, a tutte le famiglie in generale, però un grande augurio a tutte le famiglie che trovano ancora il piacere di ritrovarsi e di trascorrere dei momenti assieme.